Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di questo circuito che, come ho spiegato altre volte, il Legare Maledetto Veneziano hanno deciso di regalare all'umanità. Sono circuiti che tenevamo in modo prezioso, in modo segreto. Questo è l'Uroboro che ho già spiegato in questo circuito che serve per aiutare un po' come il lavoro. Questo circuito qui ho già fatto una pillola, spiego come utilizzarlo per evitare un po' il lavoro, per trovare lavoro, per rinforzare il lavoro, proprio perché l'ape, come ho già spiegato, è un simbolo importante di gruppi esoterici, proprio perché l'ape è un animale, un insetto, chiamatelo poi come volete, che dà cinque elementi importanti: umanità, pappareale, propoli, cera e quant'altro. Polline e via dicendo. Quindi è un circuito importante, ma quello che voglio proporre oggi è un circuito sempre con il nostro simbolo, Uraboro, che è praticamente il serpente che continua a mangiare se stesso nell'infinito lavoro, come qua, no? In questo circuito si vede l'infinito lavoro dell'ape che continua a lavorare per l'essere umano, ma che noi possiamo sfruttare come frequenza radionica per collegarsi alla- alle gregore dell'ape e fare in modo che queste energie laboriose possano entrare nella nostra vita. Qui invece è un circuito propenso a tagliare legami perniciosi. I due triangoli che sono la perfezione, che si intersecano, rappresentano proprio il taglio di certe situazioni, perché quando molte persone arrivano a un punto che vogliono incontrare l'esoterismo, perché sono arrivati non più alla canna del gas, perché come abbiamo visto altre volte, la situazione è difficile anche pagare il gas, ma a parte la battuta, noi ci troviamo alcune volte che vorremmo riavvolgere il nastro VHS della nostra vita, ma non si può più. Arrivano dal Marietto, dal Hildegarda, non si può più tornare indietro perché certi errori sono stati fatti. Allora bisogna tagliare, no? Tagliare questi legami perniciosi e riniziare una nuova strada, no? Se per il lavoro il Maledetto Veneziano ha dato questo circuito per pulire da energie nefaste la casa, vi ho già spiegato che potete utilizzare questo circuito, basta stamparlo in formato 4 e piazzarlo in ogni locale. Questo per valutare se ci sono delle energie nefaste o meno. Questo questo per allontanare, vi ricordo che alcuni circuiti si usano in più modi, ma io ho spiegato i modi basilari, questo circuito per allontanare magari alcune persone, questo per entrare in risonanza con le lettere cabalistiche e in particolare con il proprio sé, andate a vedere il video che il vostro marito fa, e questo ancora per allontanare proprio delle persone, qua quando si usa per allontanare situazioni difficili. E poi questo per essere centrato nella vista del nostro karma. E poi ce n'è un altro, ma poi voi andate tranquillamente a cercare queste pillole che il vostro maledetto ha fatto per tutto quello che lo seguono, ma parliamo di questo circuito molto importante. Questo circuito serve quando si è arrivato alla canna del gas, che non si ha più soluzioni, allora l'Uroboro serve per mantenere sempre costante questa forza vibrazionale di questo circuito, in modo che possiamo dare un taglio netto e dare più creatività, dare più forza, dare più come, intuizione, insomma, abbiamo bisogno di una scossa importante, allora si usa questo circuito qui. Questo circuito qui che rappresentano questi triangoli, triangoli magici, chiamateli poi come volete, che cercheranno con la loro perfezione di tagliare il passato. Il passato non si può più riavvolgere e ricostruire, però il futuro ha bisogno di una nuova spinta. Quindi questo circuito si usa principalmente, sempre affiancato da altri circuiti, per dare una nuova spinta alla nostra vita. Come lo si può utilizzare? Beh, prendete una vostra foto, un testimone, lo mettete qua sopra col pendolino, girate fin quando non finisce l'energia cinetica del pendolino. Poi metterci un minuto, 2 minuti, 10 minuti. Voi continuate così. Fatto questo, teoricamente potresti mettere anche un capello, un po' di saliva, il nome e cognome di una persona, non so se voi
conoscete la persona che volete aiutare con questo circuito per dargli una spinta in più, per tagliare certe situazioni nefaste, mettete il nome, il cognome e la data di nascita, è importante, e scrivete su un pezzetto di carta e col pendolino lo affrancate a questo circuito, lo si posiziona tranquillamente sopra un armadio e lo si lascia a decantare, a lavorare fin quando non si raggiunge l'obiettivo. Quindi questo è un circuito per dare una mossa, per tagliare certi film della nostra vita che sono pieni di debacle, di errori, o per avere una marcia in più. Certamente se affiancato anche da questo circuito, no? Che serve per rinforzare il lavoro, per dare nuova spinta sul lavoro, per proteggere la gente sul lavoro, allora si usa questo, ma poi andate a vedere tranquillamente la pillola che ho fatto per questo. Quindi questo Uroboro serve per staccare il VHS, la pellicola che si è fatta con il vecchio film e iniziare un nuovo film. Certamente i circuiti ci mettono un mese per chiudere, ricoprire, riempire il corpo eterico, ma dopo questo mese incominciano a lavorare. Quindi bisognerebbe sempre far partire due o tre circuiti nello stesso tempo, così che aiutano in modo complementare la fase della nostra vita. Ad esempio, questo potrebbe andare bene con questo circuito per dare più un lavoro o mantenere il posto di lavoro o rinforzarsi sul posto di lavoro. E se nella propria casa, ad esempio, il posto di lavoro c'è energia negativa, attivate subito, stampate in formato 4 plastificato e lo piazzate sopra un armadio, chiaramente nel posto dove c'è energia negativa. Bene, il vostro Marietto vi ringrazia, vi ricordo che le sibille interattive gratuite ci sono alle 21:15 ogni lunedì o mercoledì alle 18 o venerdì alle 21:15 il De Garda, il Marietto alle 18 di mercoledì e il De Garda lunedì e venerdì alle 21:15. Grazie cari amici e continuate a seguire le pillole di De Garda Marietto Veneziano.